benvenuti. Estate, sole, montagna. Un mix che insomma adoriamo tutte e tutti, ma che richiede un po' di attenzione. Decisamente. Oggi esploriamo questo. Come godersi la bella stagione in sicurezza. Parleremo di radiazione UV, di quell'indice che la misura l'UV, con un focus particolare sull'alta quota, che è un ambiente, diciamo, speciale. Molto speciale. Useremo dati scientifici, come quelli dell'ARPA, FUVG, dell'FDA, ma anche consigli pratici, e poi una prospettiva diversa, quella della medicina tradizionale cinese, per affrontare il caldo. L'idea è capire meglio come gestire il sole per stare bene. Pronti? Partiamo? Salve. Sì, è un argomento centrale. Il sole è vita. Basta pensare alla vitamina D, no? Però l'eccesso, quello è dannoso. Ci sono effetti subito, tipo le scottature, e altri a lungo termine. E qui entra in gioco l'indice UV, giusto? Esatto. L'UV è lo strumento che ci aiuta a capire il rischio. Vedremo come funziona e, cosa importante, come l'altitudine lo faccia schizzare in alto. Allora, partiamo dalle basi. La radiazione UV, cos'è esattamente? Sappiamo che non si vede, che ha energia, che viene dal sole. Benefici ok, ma i rischi? Guarda, i rischi sono concreti. Si va dalle semplici ma fastidiose scottature, a problemi agli occhi, all'invecchiamento della pelle, fino purtroppo a un aumento del rischio di tumori della pelle. Non proprio uno scherzo. Per niente. E per darci un'idea del rischio giorno per giorno c'è l'indice UV, l'UV. È una scala che va da 0 a, 11 e oltre. Sotto 3, tranquilli. Sopra 7, invece, bisogna proteggersi subito. E come si prevede questo valore? Ci sono modelli complessi, come il CAMS in Europa. Considerano la posizione del Sole, le nuvole, quanto ozono c'è sopra di noi, l'altitudine. Però attenzione. Cioè Sono previsioni, a larga scala. Magari non colgono la situazione specifica di una piccola valle alpina rispetto al versante soleggiato, quindi utili ma indicative, ecco. Ok, chiaro. Utili come riferimento generale. E allora come ci proteggiamo? Le regole base. Le raccomandazioni dell'OMS sono un buon punto di partenza. Proteggere tantissimo i bambini, evitare le ore centrali, tipo dalle 11 alle 3 del pomeriggio. Cappello, occhiali, vestiti. Esatto. Indumenti coprenti, cappello a tesa larga, occhiali da sole con filtro UV e poi la crema solare, certo. Almeno un SPF 15, applicata bene e nelle giuste quantità. Ma se andiamo in montagna, cambia qualcosa? Perché sentiamo sempre dire che lì il sole picchia di più. Cambia e come. In montagna la faccenda si fa seria. L'intensità dei raggi UV aumenta circa del 10-12% ogni 1000 metri che sali. Wow, 10-12% ogni 1000 metri, mica poco. No, per niente. È dovuto all'atmosfera più sottile, che filtra meno. Quindi un UV8 al mare può diventare quasi 10 a 2000 metri. E 10 è un valore estremo. Accidenti. E non è finita. C'è il riflesso. La neve, soprattutto quella fresca, può riflettere fino all'80% degli UV. Praticamente raddoppia l'esposizione. Incredibile. E magari uno non se ne accorge perché fa fresco. Proprio quello è il tranello. Il fresco inganna. Si pensa di essere al sicuro e invece ci si scotta di brutto. Ok, quindi ricapitolando per l'alta montagna, cosa ci serve? Protezione massima. Direi di sì. Crema solare SPF 50+, senza dubbio. E riapplicata spesso, ogni paio d'ore e dopo aver sudato. Non basta metterla la mattina. E poi vestiti e occhiali adeguati, immagino. Fondamentale. Abbigliamento tecnico che copra bene. E per gli occhiali da sole, categoria 3 va bene per luce forte, ma su ghiacciai, neve alta, serve la categoria 4. Quelli scurissimi. Esatto, bloccano fino al 97% della luce visibile. Attenzione, la protezione UV 400 è lo standard. Quella ci deve essere sempre. La categoria indica quanto scura è la lente. Utili anche le lenti polarizzate per i riflessi e un design che avvolga bene il viso. Torniamo un attimo sulle creme. SPF 50 blocca il 98% degli UVB, il 30 il 97%. Sembra poca differenza a quell'1%. Perché insistere sul 50 più? Bella domanda. Quell'1% può sembrare trascurabile, ma pensa a un'esposizione prolungata, intensa come in alta montagna. Quella piccola percentuale in più di blocco riduce la dose totale di radiazioni che la pelle assorbe, meno danni accumulati, insomma. Capito.
quindi meno rischio nel tempo. Esattamente. E poi, importantissimo, scegliere creme ad ampio spettro, cioè che proteggano sia dagli UVB, quelli delle scottature, Sia dagli UVA? proprio così. Gli UVA sono quelli più legati all'invecchiamento della pelle e hanno un ruolo anche nei tumori. Li riconosci dal logo UVA dentro un cerchio sulla confezione o da sigle come PA++++. Ok. Senti, un'altra cosa. Si legge a volte che la luce molto intensa può proprio stancare, al di là della scottatura. È una sensazione reale? Assolutamente sì, ha una base fisiologica. Pensa allo sforzo continuo degli occhi, alla sovrastimolazione del sistema nervoso. Poi c'è il corpo che lavora di più per regolare la temperatura e questo consuma energia, porta a disidratarsi. Ah, ecco. E poi c'è lo stress ossidativo a livello cellulare, che richiede energia per le riparazioni. Quindi sì, proteggersi dal sole aiuta anche a sentirsi meno stanchi. Interessante. E questa idea del sole che consuma energia mi fa venire in mente quella prospettiva un po' diversa che accennavamo all'inizio, quella della medicina tradizionale cinese. Perfetto collegamento. La MTC vede l'estate come il picco dello yang, l'energia associata al fuoco, al calore. Se questo calore estivo è eccessivo, diventa un fattore patogeno, Che significa? che può consumare la nostra energia vitale, il famoso Qi, e anche l'aspetto yin, quello che ci nutre e ci rinfresca. E da lì vengono spossatezza, sudare troppo, avere tanta sete. Quindi una sorta di prosciugamento energetico. Esatto. Può indebolire lo yin, portando a nervosismo e affaticare certi organi. Il cuore, per esempio, che nella MTC è legato all'estate e alla mente, allo Shen, causando agitazione. Praticamente disperdiamo le nostre riserve per difenderci da questo eccesso di calore esterno. È affascinante vedere come osservazioni diverse, scientifiche e tradizionali, arrivino a descrivere effetti simili, tipo la stanchezza. E la MTC dà dei consigli pratici, magari sull'alimentazione, per riequilibrarsi. Certo, l'idea è bilanciare questo calore e nutrire i liquidi e lo yin che abbiamo consumato. Quindi si consigliano cibi di natura fresca o fredda. Tipo? Tanta frutta e verdura di stagione, per esempio, e limitare invece cibi riscaldanti, come le carni rosse, le spezie molto forti. Il sapore amaro aiuta a eliminare il calore, mentre la coppiata dolce e acido, tipica di molta frutta estiva, aiuta a nutrire e trattenere i liquidi. Però attenzione a non esagerare col freddo, tipo bevande ghiacciate. Esatto, quello è importante. Troppo freddo può indebolire la digestione, la milza, secondo la MTC. Meglio cose a temperatura ambiente o fresche. Un po' di piccante leggero, tipo zenzero o menta, può anche andare bene, perché aiuta a sudare un po', che è il modo naturale del corpo per liberare calore. Bene, mi sembra che abbiamo toccato tanti punti. Quindi, per riassumere, da una parte la scienza ci dà strumenti concreti per proteggerci fisicamente dai danni dei raggi UV, e questo è cruciale, specie in situazioni come l'alta montagna. Assolutamente indispensabile. Dall'altra abbiamo visto come una tradizione millenaria come la MTC ci offra una lettura, energetica e suggerisca come sostenere il corpo dall'interno, con cibo e stile di vita, per vivere meglio la stagione calda. Esattamente. Due approcci che possono integrarsi bene. E forse un ultimo spunto su cui riflettere. Prego. Nel nostro sforzo, giustissimo, di proteggerci dagli eccessi del sole con creme potentissime, occhiali super scuri, aria condizionata, non stiamo forse perdendo un po' la capacità naturale del nostro corpo di adattarsi ai cicli delle stagioni? Quell'equilibrio con la natura che è così centrale nelle filosofie orientali del benessere. Ecco, forse è lì che dobbiamo cercare una nuova armonia.